Chi temeva che l'ondata migratoria si riversasse anche sulle spiagge sotto forma di venditori ambulanti abusivi è stato smentito. I controlli costanti e forse anche la renitenza dei bagnanti, sempre meno propensi ad acquistare o ad essere importunati sulla spiaggia, e forse anche con disponibilità economiche sempre più magre pure in vacanza, hanno letteralmente dimezzato il fenomeno dei cosiddetti VQPRA in una delle spiagge simbolo della Riviera Adriatica, quella di Jesolo, dove le ultime statistiche stilate dalle forze dell'ordine mostrano una riduzione drastica delle presenze, dimezzate in un anno, passando da 200 a 100 venditori stanziali sulla spiaggia. Un fenomeno che si va progressivamente riducendo, diventa però nel contempo sempre più organizzato, con gruppi di diverse nazionalità che si spartiscono gli spazi sulla battigia e anche i tipi di merce da vendere ai bagnanti, oppure uniscono le forze quando si tratta di fare da palo per controllare se la polizia locale è in arrivo. Controlli che a quanto pare funzionano se fatti con costanza quotidiana, ma che proprio per questo non si possono permettere i comuni più piccoli del litorale, dove chi scappa da Jesolo spesso finisce per arrivare per cercare nuovi mercati meno insidiosi e più liberi dalle pattuglie.